Ok, parcheggio all'ultimo tornante di Ballabbio, prima di arrivare a Ballabbio, dove c'è l'ex ristorante. E poi si prosegue. Ok, sì, lì a sinistra, brava. Adesso è tutto sentiero così. Già seduta Barbara? Grande Babi. Guarda Barbara, adesso a sinistra si sale per il Monte Melma. E Babi che la vetta manca poco. E Babi che sei quasi arrivata a Sasquader. Sasso quello là. La cima. Oh che brava Babi. Bravissima. Anche se la vetta ufficiale sa squadra. Ma di là non mi fido. Qua però è più alto. Wow. Questo qua davanti va per 2 mani. Tu sei stata su in cima, ti ricordi? Sì. Quello delle capre. Ah, certo non me lo ricordo. È vero. Qui adesso proseguo per andare a vedere cosa c'è là in cima, dove ci sono le antenne. Che belle antenne. Ma che bello. Strada del Morterone. Babi! E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa piccola escursione? Sì, è un'escursione corta, siamo stati un'ora, ma perché comunque io vado piano. C'è gente che è arrivata anche prima. Non è faticosa, dai. A parte qualche piccola salitina, ma niente di che. Dopo si arriva su, lì c'è la croce, è un po' pericoloso salire, oppure No. subito un po' più avanti ci si può fermare che c'è un po' di ripiano per mangiare. Esatto, se no poi volendo andare avanti Volendo andare avanti c'è un altro sentiero e dopo risale la montagna, ma c'è solo l'antenna orrenda. sì, l'antenna di internet e robe varie, quindi non ha senso andare più là. Esatto, brava.